Un anno e la morte di Samira El Attar continua ad essere avvolta nel mistero. Il 21 ottobre del 2019 la mamma marocchina scompare dalla sua abitazione di Stanghella. Quella mattina la donna aveva accompagnato la sua bambina di 4 anni a scuola, poi aveva salutato una vicina di casa che l'aveva vista allontanarsi in bicicletta e da quel momento nessuno più l'ha rivista. In carcere con l'accusa di omicidio volontario ed occultamento di cadavere c'è il marito Mohamed Barbri. L'uomo era stato arrestato a Madrid il 14 gennaio dopo quasi 15 giorni di fuga. Il 1 gennaio infatti Mohamed, che era indagato per l'omicidio, si era allontanato da casa in pullman ed era arrivato in Spagna. Le indagini si erano fin da subito concentrate su di lui, il ritardo nel denunciare la scomparsa di Samira, gli oggetti della moglie che in più occasioni ha fatto ritrovare a suo dire casualmente agli inquirenti e la sua forte gelosia nei confronti della donna che a quanto pare voleva separarsi. Mohamed, in carcere a Verona a luglio, è stato rinviato a giudizio e resterà in cella fino al processo previsto per il 2021. Le ricerche del corpo della donna si sono interrotte nei mesi del lockdown, ma a giugno sono riprese nei campi e nei pozzi vicino al casolare di campagna dove Samira viveva con la sua bambina, che ora è affidata alla nonna arrivata dal Marocco. Malika, la mamma di Samira, che non ha mai creduto all'allontanamento volontario della figlia, da un anno continua a chiedere chiarezza, prega perché il suo corpo venga ritrovato e possa avere una degna sepoltura.